Andiamo subito perché al Teatro Trianon questa sera spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona con tutti i tifosi doc del Napoli, tutti quelli che vogliono rendere omaggio a Diego. Fabrizio Cappella con Marisa Laurito e con il presidente del Napoli De Laurentiis. Buonasera a tutti voi. Buonasera Alessandro. Sì, infatti siamo nel foyer del Teatro Trianon. Tra poco questo spettacolo dedicato a Maradona Sine Diez, vedete il manifesto alle mie spalle, e è stata una giornata molto intensa, molto commovente per tanti versi. Ne parleremo tra poco soprattutto con il Presidente, però per naturalmente dovere di ospitalità andiamo dalla padrona di casa, Marisa Laurito, che cura la direzione artistica del Trianon e che questa sera mette in scena appunto questo spettacolo, ma che è stata anche molto vicina in quegli anni dei 2 scudetti a Maradona e a tutta la squadra, quindi oltre al saluto anche magari un ricordo di quei bellissimi momenti. Beh, sono stati anni pazzeschi, io ero dietro la porta, anzi c'è un filmato che io vorrei tanto avere perché non ce l'ho, ma eravamo io e Luciano De Crescenzo in campo e quando abbiamo vinto i tifosi mi hanno preso in braccio e mi hanno fatto fare il giro del campo lanciando garofani azzurri. È stato un momento veramente pazzesco. Dobbiamo molto a Maradona, è stato un grandissimo, uno di noi, è vero, uno proprio del popolo, però straordinario. Ed è giusto continuare ad omaggiarlo, naturalmente anche sul palcoscenico, come farà Marisa Laurito tra poco. Con il Presidente invece parliamo di questa giornata molto intensa. Presidente, è cominciata questa mattina con il suo omaggio all'altarino ai quartieri spagnoli, con questi tifosi che sono venuti da lontano, dall'Argentina, come se questa fosse un po' una seconda patria di Maradona. Lei ha ricevuto anche una bellissima maglia in regalo. Che mattinata è stata per lei? Diciamo che questa è stata la prima patria di Maradona, perché Maradona è qui che ha trovato effettivamente la sua culla del grandissimo affetto. Però vedi, quando poi a un certo punto uno diventa un eroe, ma è giovanissimo, viene praticamente tirato per la giacchetta, per le mani, e il tifo è un tifo sempre molto egoistico, molto egocentrico, che non tiene mai conto di quello che è l'eroe, che è in carne e ossa, che è un ragazzo, che deve avere la sua vita. E quindi lui purtroppo in questa città meravigliosa la sua vita l'ha avuta soltanto sul campo, ma al di fuori del campo ha avuto sempre delle grosse difficoltà. Ma noi oggi gli abbiamo reso onore perché, devo dire, c'era un grandissimo affetto in questa piazza con tutti i murales meravigliosa, con tanti ricordi per terra, e poi da lì ci siamo spostati al San Paolo, che oggi si chiama Armando Maradona, e a un certo punto lì è nata quest'altra statua, perché le statue adesso sono due, di 2 scultori diversi. E anche lì c'erano moltissimi del Boca Juniors, c'era l'assessore allo sport, e quindi insieme abbiamo passato dei felici momenti. Poi siamo andati tutti quanti dentro lo stadio perché ci dovevamo rendere conto di come omaggiare ancora Diego, il grande Diego, domenica, perché stiamo preparando una, anche lì, commemorazione. Vedi, il problema del calcio è che nessuno vuol capire, nessuno si vuol mettere in testa che oltre che essere uno sport è un'industria, che manca però di libertà. Può essere un'industria senza la libertà? Perché noi abbiamo la oppressione delle istituzioni calcistiche che non ci lasciano campare. Cioè io devo chiedere il permesso per poter onorare Maradona, 1 minuto in più, il riscaldamento, non il riscaldamento. Ragazzi, ma facciamola finita, ma siamo seri di fronte al Pibe d'Oro. Non si può dire di no. Ci sarà questa grande festa, c'è stato oggi anche un appello social di Insigne ad arrivare prima allo stadio proprio per seguire tutti i festeggiamenti. Il Presidente e Marisa Laurito non hanno ritorno audio. Se avete domande da studio posso girarle io, altrimenti però posso le lasciamo. dire una cosa, che siete ancora in tempo, siete ancora in tempo per venire a vedere Sine Diez di Stefano Valanzolo al Trianon Viviani ore 21. Anche perché vuol dire senza tempo per Maradona, è vero, che sarà sempre eterno. Ma io invece vi voglio ricordare quello che vi ha detto Insigne: mi raccomando, non arrivate più tardi delle 19:30 domenica allo stadio,
perché da quel momento che comincerà la vera festa, il vero ricordo, perché questo non è un commiato, ma è una magnificazione di uno che è un Dio sceso in terra, quindi come nell'Olimpo, anche nel suo stadio lui verrà ricordato e questo lo faremo ogni anno. Grazie, grazie Fabrizio Cappella, Marisa Laurito, il presidente De Laurentiis, Dio sceso in terra. Più o meno così lo celebreremo noi. Grazie.